Non c'è fretta e forse neanche la volontà. La sfiducia a Firetto per il momento resta un mero esercizio politico, un clamore mediatico e niente più. A certificarlo la seduta di ieri sera. Aula Sollano infatti non è riuscita ad approvare il prelievo del punto proposto da Forza Italia, con il quale si sarebbe dovuto trattare proprio l'argomento legato ai nuovi equilibri alla luce dello sgretolamento della coalizione che sostiene il sindaco di Agrigento, il quale, numeri alla mano, dopo la recente defezione del gruppo ex Alfaniano, non ha più la maggioranza. Tra i banchi può contare infatti solo su un cartello di 13 consiglieri. Stasera si torna in aula, ma il clima tra le opposizioni non è certamente favorevole. Non mancano le critiche incrociate. Marcella Carlisi del Movimento 5 Stelle, che operativamente risulta la più attiva, avendo già depositato all'ufficio di presidenza una proposta di sfiducia nei confronti di Firetto e avendo avviato una raccolta di firme in piazza, viene accusata di fuga in avanti. Allora, io ho tirato quel sassolino che volevo diventasse una valanga per travolgere, diciamo, il sindaco. Quello che a me interessa ottenere è la sfiducia. Chiunque la faccia, basta che si faccia. Io, tra l'altro, la mozione che ho presentato è soltanto in stallo, diciamo così, nell'ufficio di presidenza, ma di fatto, non avendo 12 firme, non risulta presentata, per cui chiunque può presentare un'altra mozione che io anche domani vado a firmare. Per me non è un problema chi lo faccia, l'importante è che si faccia veramente, perché non si può aspettare che la magistratura contabile faccia il suo corso. Secondo me la sfiducia deve essere politica, di questa città non può essere addebitata a qualcosa che è successo in un'altra città, che sicuramente ha il peso perché qualifica magari un amministratore, però deve essere legata a quello che sta succedendo ad Agrigento, per cui secondo me questo sindaco va sfiduciato. E anche sull'iniziativa di domenica in piazza Cavour, Marcella Carlisi prova a difendere il suo operato e replica così a chi la accusa di avere raccolto solo 300 firme. 100 firme l'ora non sono poche, e lo dice una persona che è stata sulla strada per tanto tempo a raccogliere firme. Chi parla così è perché non l'ha mai fatto, e doveva parlare, se parla di sfiducia verso di me perché ho raccolto soltanto 100 firme l'ora, di un sindaco che, per quanto riguarda la democrazia partecipata, in 15 giorni, un mese, ha raccolto 100 voti perché i cittadini hanno capito che la democrazia partecipata con Lillo Firetto non ha dove andare, perché decide tutto lui, e il popolo, i cittadini non si fidano, e lì c'era da andare a dire qualcosa, ma la certa maggioranza, certa opposizione, è un lapsus freudiano, o qualcuno che vuole entrare possibilmente in maggioranza, il sindaco Firetto non lo ha mai attaccato, e invece attacca l'opposizione, un'opposizione che attacca l'opposizione, che opposizione è? Non ha veramente senso. E tra l'altro, quando ho sentito dichiarare che si era messa in accordo, sto parlando della consigliera Palermo, praticamente con altre persone dell'opposizione, io ieri in consiglio comunale ho chiesto a 5 capogruppo e nessuno l'aveva sentita. Quindi se lei dice che io non mi accordo con nessuno, nemmeno lei si accorda con nessuno. Il Movimento 5 Stelle e Marcella Carlisi torneranno in piazza per raccogliere ulteriori firme. Sì, domenica mattina saremo in piazza Le Aster dalle 10:30 alle 13.